Siamo alla quarta prova del Super Frustino, quarta delle 5 prove in programma, quindi entriamo veramente nel vivo. Zar Parlanti, Dinamica Wise, Zero Gravity, Koskive, Dylan Chris, Beethoven Griff, Balalaika Matto, Barcellona Sun, Dulcinea di Casei, Dorotea Trio. Questo lo schieramento con Zero Gravity che va a condurre, veloce anche Dylan Chris, ha numero sbagliato 2 invece Dinamica Wise squalificato, sbaglia anche numero Dinamica 4 Koskive Così squalificato. al comando Zero Gravity che ha respinto Dylan Chris, la terza posizione dovrebbe essere per... ha sbagliato anche Koskive, forse Zar Parlante, no, che è in quarta posizione Zar Parlante, che è stato superato anche da Dulcinea di Casei, se non andiamo errati, esatto. Mentre all'esterno cerca di farsi luce Dorotea Trio. 400 metri che se ne vanno in 30 netti, con Zero Gravity che conduce, Dylan Chris in schiena, Dorotea Trio per corsie esterne, poi Dulcinea di Casei, ancora Zar Parlante e via via tutti gli altri, con al largo anche Beethoven Griff che dopo 600 metri in 46,2 accenna per un attimo a venire via, poi rimane in schiena ancora a Dorotea Trio. Dorotea avanza sulla testa, si trascina Beethoven Griff e quindi all'esterno anche Barcellona Sun, ma al comando è sempre Zero Gravity con Alessio Di Chiara che si trascina Dylan Chris e Gaspare Loverde, mentre insiste all'esterno Francesco Facci con Dorotea Trio. Si arriva così a 1 chilometro in 1:15,5. Maurizio Cheli pronto a intervenire con Beethoven Griff, scatta in terza ruota a 500 dalla conclusione, gran volo di Beethoven Griff che si porta sulla coppia di testa, attacca e a 400 dal palo passa a condurre. Beethoven Griff in vantaggio, a 300 dal palo si getta di galoppo Beethoven Griff. Numero 6 Beethoven Griff squalificato. Come era accaduto l'ultima volta ai 400 finali dopo il volo, questa volta però era già passato e così al comando vediamo nel finale ancora Dorotea Trio che cerca di salvarsi da Barcellona Sun. Dorotea Trio nel finale vince su Barcellona Sun, terzo posto per Balalaika Matto. Errore quindi che toglie di scena Beethoven Griff che avrebbe sicuramente vinto a quel punto e invece l'errore maledetto che lo ha tolto di mezzo ai 300 finali quando era nettamente al comando. La vittoria invece per Dorotea Trio, meritata comunque perché con il percorso completamente scoperto all'esterno Francesco Facci riesce a portarla al traguardo. Bel primo piano dunque di questa allieva di Marco Azzaroni e Paolo Leoni. Scuderia Trio, Francesco Facci che si prende i suoi 10 punti con la vittoria di Dorotea Trio.